Dottoressa Lecis, è di queste ore la notizia del sequestro di una parte molto importante del tunnel della superstrada pedemontana veneta nella parte di Malo, ma non solo. Come ha accolto questa notizia? Diciamo che un po' ce l'aspettavamo, perché è un cantiere che io ho già visto diverse volte, siamo stati in sopralluogo recentemente numerose volte e abbiamo visto una gestione non proprio lineare e quindi il fatto che ci sia questo sequestro non mi meraviglia, non mi stupisce per niente. Ecco, vorrei chiedere una cosa. Lei ha effettuato qualche sopralluogo recentemente da quelle parti lì? L'ultimo mio sopralluogo risale proprio a ieri. Ecco, che cosa ha visto coi suoi occhi? Ho visto un via vai frenetico di camion, ho visto una gestione della strada e delle polveri pessima, tant'è che io adesso farò un esposto e denuncerò questo fatto perché dovrebbe passare la cisterna dell'acqua in abbondanza e bagnare quindi tutta la strada fino all'ingresso del cantiere, fino all'interno del plateatico, cosa che non è mai avvenuta per tutto il tempo del mio sopralluogo. Ecco, lei è il perito di un comitato di residenti che si è lamentato recentemente, ma non solo, per la gestione del cantiere. Quali sono, a suo giudizio, le doglianze principali di queste persone? È l'aspetto sanitario a rischio, perché ho parlato con tutte le famiglie, peraltro si sono anche recate al pronto soccorso di recente con importanti problemi sanitari, tra cui quasi tutti problemi respiratori, tachicardia perché esplodono le mine, attacchi di panico, stanno prendendo psicofarmaci per dormire e quindi sonniferi anche importanti perché la notte non riescono più a dormire. Ricordo che sparavano le mine anche di notte, alle 3, alle 4 di notte e addirittura senza avvisare con la sirena, quindi direi che è una popolazione locale molto spaventata. Secondo lei la Regione del Veneto, che è il concedente dell'opera, nei confronti della situazione di Malo Vallugana, ma in generale del tunnel, in questi anni ha assunto un atteggiamento sufficientemente guardingo nei confronti del concessionario SIS o a suo giudizio avrebbe potuto portare in campo più controlli? Allora guardi, io di controllo, e le ripeto, ultimamente sono andata diverse volte, non ne ho visto neanche uno. Se non i miei occhi come controllo, visto che mi occupo di impatti ambientali, mi sono preoccupata tutte le volte che sono andata, perché ho visto sversamenti di acqua fuori dal cantiere in roggia, l'inquinamento delle acque bianche, ho fatto personalmente un campione, ho già i risultati con 2 parametri fuori norma della 152, quindi manderemo tutto in procura. Lo smerino accatastato in montagne enormi, che non dovrebbe essere neanche nei piazzali. E poi è, diciamo, l'insieme dei detriti che vengono estratti dalla galleria. Allora, lo smerino, per spiegarmi, ha un aspetto, una colorazione grigiastra e viene proprio dalla lavorazione della galleria, quindi della montagna. E non doveva stare fuori, quindi non doveva stare nel cantiere all'aperto, non era contemplato, invece per 2 anni di fila si sono accumulate montagne di smerino. E io tutte le volte che sono andata ho visto ruspe che scavavano, riempivano i camion e portavano fuori questo smerino, con un passaggio continuo di camion e un riportare in atmosfera anche le PM10, visibili e inalabili. E tutte le volte che sono andata lì ho avuto problemi agli occhi, anche io di respirazione, tant'è che ieri sera volevo andare al mio pronto soccorso. Ieri sera. Ho capito. Mi sono sentita proprio male. Io vorrei chiedere una cosa, se in questo momento lei avesse qua al suo fianco, vicino a lei, l'assessore alla sanità della Regione del Veneto e l'assessore all'ambiente, no? Che cosa direbbe loro? Gli direi di prendersi una tenda, di mettersi a ridosso del cantiere dove ci sono anche le abitazioni, perché ci sono abitazioni che sono a ridosso del cantiere. Gli direi di portarsi tutta la sua famiglia e di stare lì 15 giorni. Poi io mi metto con il cronometro e voglio vedere quanto resistono. Ecco, un'ultimissima domanda, i suoi assistiti che cosa le stanno dicendo durante le ultime ore? Allora, sono esasperati perché lì vicino c'è il terremoto ed è un terremoto indotto dall'uomo, perché non è una zona sismica ma lo è diventata. Quindi loro hanno l'effetto del terremoto, l'effetto del rumore delle esplosioni
che sono diventate ancora più forti man mano che si procedeva con la lavorazione della galleria, quindi si andava verso l'interno. Quindi impatto acustico, stress psicologico da terremoto continuo, anche perché appena sentono una sedia muoversi pensano all'esplosione, anche quando sono al lavoro, e respirano di continuo lo smerino in continuazione, non hanno più rapporti sociali, quindi prima d'estate invitavano amici nei propri giardini, ci sono delle belle villette, ognuno col suo giardino, invitavano gente che veniva anche da Vicenza, da altri paesi, parenti eccetera, basta, non viene più nessuno, quindi anche la vita sociale hanno annientato e li ho visti sconfitti, cioè si vedono ormai inermi e dicono qui non ci sono controlli, non vengono a vedere, noi ci ammaliamo, i nostri figli si ammalano, tutti con l'asma e con il Ventolin e già con farmaci importanti, già dati ai bambini, antistaminici, che poi sappiamo che effetti collaterali hanno. Quindi io ho visto una popolazione, perché c'è una popolazione lì, esasperata. Un'ultimissima domanda, a suo giudizio l'amministrazione di Malo e la giunta comunale di Malo come si sono comportati? Inesistenti, anzi mentre andavo a visitare una delle famiglie, perché ho fatto poi il sopralluogo itinerante ieri, andavo anche a cercare di capire l'impatto acustico nelle varie posizioni, non solo ma anche quello delle polveri. Il mio passaggio è stato anticipato dalla sindaca di Malo, la quale era stata allertata da una famiglia che aveva visto entrare proprio ieri mattina all'interno del cantiere un camion diverso dai soliti camion della SIS. Preoccupati di questo avevano avvisato la sindaca, la quale è venuta a trovare questa famiglia e che li ha tranquillizzati verbalmente. Io però, visto che loro hanno preso anche un avvocato e tutto, ho detto la vostra sindaca dovrebbe mettervelo nero su bianco, perché non c'è da fidarsi di un'amministrazione che ha abbandonato anch'essa la popolazione residente, perché voglio ricordare che il sindaco è il primo ispettore sanitario. La popolazione ha recentemente protestato vibratamente per la situazione che sta vivendo. Secondo lei erano proteste che avevano un senso? Assolutamente sì. Noi siamo arrivati da poco nella storia, nell'orologio diciamo biologico e vitale di questa popolazione, e anche ieri ho visto i ringraziamenti, cioè mi abbracciano quando mi vedono, e devo dire io mi sono emozionata ieri dai racconti di queste famiglie, da quello che mi hanno detto, come si sono scelti la casa, come se la sono costruita, si sono scelti di vivere in un paradiso, anche chi si è sposato da poco, che ha portato magari la propria compagna da un'altra regione, addirittura a vivere lì, mi ha detto: dottoressa, io mi sono chiamato pentito di aver portato la mia sposa in questo inferno.